Abbiamo premiato per gli illustri del Polesine, il Porto Tolle del suo paese di origine, l'ha proposta come talento del nostro territorio, perché lei, probabilmente per una grande passione, ha fatto uno studio durato 15 anni su giovani terre contese, 3 secoli di fortificazioni nel delta del Po. Quindi ne approfittiamo di Luciano Chiereghin, personaggio veramente particolare, perché appunto ha dedicato una parte grandissima della sua vita per questo studio. Adesso ci spiegherà lei, magari approfittando delle sue slide, delle sue cose, cosa ha scoperto di questo territorio che ogni volta diciamo non ha storia. Invece lei ha dimostrato che già dai tempi di Napoleone e ancora prima era un punto importante, strategicamente interessante. Lo stesso Napoleone appunto aveva fatto delle fortificazioni. Adesso io la seguo con la mia telecamera e ci spiegherà il tutto. È una ricerca che è durata 15 anni, ma la passione è coltivata da molto tempo prima. Io ho iniziato questa ricerca, che poi è il risultato di questa mostra, con terre contese, perché tutto è successo dopo il taglio di Porto Viro, che proprio in questi giorni si festeggia qui a Taglio di Po. E sono felice di aver messo questa mostra qua, perché inizia proprio da lì. Sono cominciate tutte le contese tra lo Stato Pontificio e la Serenissima per queste nuove terre sorte dopo il taglio di Portoviro. Le ragioni, come si sanno, sono parecchie, non sto neanche a elencarle, da quelle diciamo fisiche a quelle politiche. Queste sono carte inedite all'infuori di questa qua, che si mette solo per far capire che tutti hanno messo queste qua, tutte le che ha scritto sul taglio di Portoviro. Queste invece sono inedite e provengono dall'Archivio di Stato di Ferrara e dall'Archivio dell'Ariostea, sempre di Ferrara. Questa è la situazione prima del taglio di Portoviro, questa è la situazione dopo il taglio di Portoviro. Faccio presente Portoviro, eccolo qui, Portoviro di qua alla destra del Po. Questi sono i protagonisti di allora, di Este, le orazioni del cieco Grotto e poi dopo gli esecutori. Le contese si sono presentate subito dopo il taglio, perché il Po mandato a sud disturbava Ferrara, disturbava il serraglio, il coro di Ferrara, come si chiama? Il castello di Ferrara, che erano proprio messe lì per far pagare i dazi sul Po di Goro. Quindi questo ha disturbato. È da notare questa carta qua del Venezia. Tutto pende verso nord, ma non era veritiera, era solo politica. Quella invece di Ferrara, siamo più o meno nello stesso periodo, però tutto è più reale. Questo bisognava tirar sui soldi e far pagare, quindi il problema doveva essere interrare Venezia. Le contese iniziano proprio questa situazione con le fortificazioni fatte dallo Stato Pontificio, seguite poi dopo dalla fortificazione fatta da Venezia, l'altro forte di Venezia. Questo è il forte Bocchetta, Papalino, questo è il forte Donzella, da me scoperto dopo 400 anni, che nessuno l'aveva mai trovato. Le tracce sul terreno. Si troverebbe dove? Questo si trova nelle vicinanze del museo Cavendrami, quello della bonifica di Cavendrami. Tutti e due erano distanti pochissimo l'uno dall'altro. Le contese continuano fino alla metà del Settecento, fino a tanto quando si stabilisce il nuovo confine non più nei fiumi ma nel terra, con 68 pilastri nel 1745 di lì. C'erano 68 di questi? Sì. E sono rimasto uno solo? Uno solo. C'è qualche basamento scoperto recentemente, già individuato recentemente, ma è rimasto solo il basamento. Ce ne sono altri due. Pace di Venezia, 1644, sono stati abbattuti tutti quanti i forti, per ordine dei francesi che erano loro, no? Però le scaramucce continuano, non si fanno più i forti, ma si fanno i campi proprio di guerra, e si fronteggiano sempre così. Questo è il campo Papalino e questo è il campo veneziano. Quindi c'erano delle milizie fisse lì che controllavano il territorio? C'erano delle milizie fisse che controllavano il territorio? Sì. Quindi c'erano delle caserme con... non potevano più, proprio casoni, addirittura c'è il casone armato,
cioè non potevano più creare fortificazioni perché avevano firmato la pace, fino al periodo napoleonico. Questa è una carta molto veritiera e molto, molto importante, è la carta che ha fatto fare Napoleone, quella del Basso Po, del Dipartimento del Basso Po, della Cispadana. Quindi queste sono, e l'interessante qui è che qui ho scoperto una linea telegrafica ottica che Napoleone aveva fatto installare da Ancona fino che collegava Venezia, che a sua volta Venezia era collegata Mantova, Milano, Torino, Lione e poi Parigi. Quindi quello che succedeva ad Ancona in breve tempo lo si sapeva al direttorio in Francia. Ecco, questo è il pannello diciamo proprio del telegrafo ottico. Si trattava di sovrapporre delle travi che con queste braccia mobili si componevano queste forme che diventavano lettere dell'alfabeto. Questo è lo Chappé, è l'inventore. La linea prosegueva da Volano, io ho fatto solo questa parte qui su questo pannello, e arriva fino a Boccasette. Tutta la linea costiera. E arrivava poi fino in Portogallo, no? Come arrivava fino 4.800 km. Erano 4.800 km di linee che prendeva tutta l'Europa, quella conquistata da Napoleone. Una notizia mandata dal Polesine arrivava in Portogallo in quanto tempo? Faccia conto, quello che è certo è che quando Napoleone entra a Mosca, dopo 22 ore a Torino, che era un allacciamento che era già passata per Parigi, arriva la notizia dell'entrata di Napoleone dopo 22 ore. Consideriamo che di notte non si vede, quindi era velocissimo. La prima cosa che fa Napoleone è il telegrafo, poi dopo qualche anno fa delle fortificazioni, ce ne sono 4 nel delta. Un forte lo fa a Porto Levante, un forte lo fa a Boccasette, e qui c'è anche la data 1813. Questo è il catasto napoleonico. Questo è quello di Boccasette, che ancora si vede oggi. Questa è Google di oggi ed è la forma, e questo è quello del catasto. Eccolo là, eccolo qua, ce l'abbiamo ancora. Un altro forte lo fa a Gnocca, eccolo qui, un forte lo fa a Gnocca. Poi passiamo nell'altro pannello. Un altro forte lo costruisce Napoleone a Gorino, in fondo Gorino, proprio in fondo, dove c'è quella casa che tutti avranno visto, nessuno sapeva che cos'era, eccola qui, ma dal catasto esce fuori dal catasto di Rovigo esce fuori questa carta, e in più si vede la forma, ancora si vede il fossato che c'era attorno. Ma siamo a Gorino Veneto. Siamo a Gorino Veneto, quindi è inconfondibile. Questa è la carta invece del Lombardo Veneto, che è quasi identica a quella austriaca, perché il tutto Napoleone poi passa all'Austria. Il punto, il quartier generale degli austriaci, proprio per le fortificazioni, perché ne avevano tanti gli austriaci in giro di punti di riferimento, no? Basti pensare anche a Porto Tolle, dove hanno ucciso Ciceruacchio. Però per le fortificazioni la sede era questa qui, che questa qui è quella che è stata costruita dai veneziani, il forte antico che è stato costruito dai veneziani e che oggi è un break and breakfast. Ecco, là c'è lo stemma ancora della e questo sarebbe nel po' di Gnocca, di Goro. Questo è di Goro, sarebbe Goro Veneto, che sarebbe poi l'antico Goro. Questo è il Goro vecchio, che dopo è stato chiamato Goro Veneto. Lì c'era il comando di tutti i forti, 1, 2, 3, c'erano i telegrafi ancora rimessi, e 4 e 1,5 quello di Porto Levante. Dopo il convegno di Parigi, l'Austria si ritrova isolata, si coalizzano tutti gli altri stati, l'Austria comincia ad aver paura degli sbarchi degli inglesi nell'Adriatico. Allora fa degli altri forti, ricostruisce il forte che c'è a Porto Levante, perché quello che c'era prima non c'era più, forte 1859, ne costruisce un altro a Polesine Camerini, alla foce del Po del Canarino, che è questo qui,
che ancora oggi è uno a Scardovali, che lo vediamo dopo, che ancora nel 1960 si vedeva il tratto, il posto del forte. Questo è ciò che rimane dal satellite, dal drone, questo è ciò che rimane. Qui c'era il forte. L'ultimo forte del 59 è quello di fronte a Scardovali, dove c'era un paesino che si chiamava Forti e che adesso non esiste più. Dall'archivio di Stato di Vienna ho fatto arrivare questo è il progetto di come era costruito il forte. Si trovava qui e qui c'era la caserma, dove sono stati trovati pipe monete austriache e pipe austriache, perché lì c'era il comando del forte. Si arriva al congresso, al convegno di Rossore, nessuno lo spiega neanche nelle scuole. Sarebbe la continuazione del patto della Triplice Alleanza. Questi signori qua sono gli industriali di allora che decidono di fare la guerra del 15 e 18. Cioè, fanno perché qua bisognava costruire. Ecco che arriviamo a questa guerra. Noi dichiariamo guerra all'Austria e siamo stati alleati fino a ieri, l'Adriatico era dell'Austria e noi cosa facciamo? Disse l'ammiraglio Revel, che era l'incaricato, bisogna fortificare ed ha un grandissimo problema. Se vedete la carta è proprio quella davanti al delta del Po, c'è il compasso puntato sul delta del Po. C'era un problema enorme per difendersi. Cominciano le fortificazioni, questa è la nave che veniva a bombardare le nostre coste. E si chiamava Balaton, ecco qua, questo è il cannone, ma è il cannone perché me l'ha dato il nipote, che suo nonno era il comandante di quella nave, era un cacciatorpediniere. Qui poi ci si difende dall'Adriatico con gli autocannoni e i treni armati fino giù a Foggia e anche a Lecce. Queste le difese. L'ammiraglio Revel fa questo progetto, fa una serie di fortificazioni nel 1916, ormai siamo in guerra, uno a Porto Fossona, eccolo qua, uno lo fa a Porto Caleri, uno lo fa e poi intermezzi con altre fortificazioni, altre batterie più piccole, e poi un altro lo fa, questo è quello di Porto Caleri, sono foto della Marina Militare. Passiamo ancora in prima guerra mondiale. Passiamo a quello, ecco, questo è quello di Porto Levante, dove lo potete vedere tutti. Porto Levante c'è ancora, però nessuno sapeva di che cosa si trattava di preciso. Ho fatto i rilevamenti, ho fatto i disegni, tutto quanto, eccolo qua che si vede dal satellite, e questi sono i cannoni che erano piazzati su questo forte. Si vedono ancora le rale. Scusi, prima o seconda guerra mondiale? Prima guerra mondiale, sempre quella. Passiamo oltre, andiamo poi si è rivelato che tra un forte e l'altro bisognava difendersi dagli attacchi aerei degli austriaci, perché loro bombardavano, quindi fanno delle fortificazioni intermedie. Questa è originale, questa di Bocassette, sempre della Marina Militare. Questi sono i cannoni antiaerei, vedete che sono dritti, modificati apposta per colpire gli aerei. Questo qui fino agli anni 70 era lì, poi adesso è stata coperta dal mare che sta avanzando e le dune, ma prima o dopo verrà fuori, anche questo qua. Altre fortificazioni sempre in tutta la linea, poi c'erano i pontoni armati, erano pontoni dove mettevano sopra dei cannoni, dove non potevano costruire, c'erano i cannoni armati. Andiamo avanti, c'è quella di Pila, questa è quella di Pila, non è mai andata in funzione Pila, perché non hanno fatto tempo a finirla. È quella dove c'è scritto che tutti sulle carte si legge batteria di Pila, ecco. Che dove ci sarebbe il faro? Sarebbe prima del faro, dove c'è il faro, esatto. Ecco, allora veniva difesa, il faro vecchio che è questo qui, è stato difeso da questi pontoni armati nel frattempo. Poi a fine guerra non è stata costruita, eccola qua, non è mai andata in funzione, eccola qua. Queste sono le foto della batteria di Pila. Andiamo avanti. Questa è la scoperta mia, fatta nel 2001, mentre si camminava per la spiaggia sono inciampato nei bulloni.
ed è venuto fuori piano piano, prima una piattaforma, poi un'altra piattaforma, eccola là, e poi dopo è venuto fuori il forte, piano piano è venuto fuori il forte, e adesso piano piano se ne sta scomparendo. Questa è una fotografia originale questo forte, che è identico a quello di Porto Levante. Questi sono i due cannoni, sono due cannoni da 120 mm dell'Armstrong. Poi queste qui sono fotografie perché l'esercito italiano, a fine della guerra del 15 e 18, ha fatto allevamento dei muli. Faceva allevamento, faceva l'incrocio, sapete che il mulo è incrociato con il cavallo, no? Ecco, questo è il forte, eccolo qua, lo stiamo perdendo. Io ho fatto di tutto, ho portato anche in regione, tutto quanto, ma niente, nessuno si muove. Fosse stato il 501esimo sull'altopiano di Asiago, di Forte, direi vabbè, da 500 a 500, ma questo è l'unico. Le fortificazioni si sono estese, ho indagato tutte quanto, ho tirato su tutte le immagini possibili. Ecco, queste qui sono a Gorino, in fondo a Gorino questi qua, ed erano due piattaforme che portavano questi due cannoni, ed erano antiaerei, perché a Volano, che è qui vicino, qui c'è Volano, subito qua c'è, anzi sì, a Volano, a Taglio di Falce, era stato fatto un campo di ammaraggio per gli aerei, e quindi questi andavano a difendere. Tutti dicevano che questi sono i pilastri delle due porte vinciane perché erano qui vicine, invece non è vero. Ecco, qui c'è le foto che mi sono arrampicato su della Rara dove erano avvitati i cannoni. Questo è il sistema di bombardamento degli austriaci, questo è un aereo austriaco che sta bombardando. Ecco, questi sono i nostri aerei italiani che erano proprio là. Gli si scorgevano con i nautofoni, cioè erano dei grandi imbuti che li sentivano arrivare da molto distanza. Il centro era l'Oreo, il centro di raccolta dei dati era l'Oreo. Arriviamo che la guerra del 15 e 18 nessuno l'ha vista qui, però c'è stata. Quando uno pensa alla guerra del 15 e 18 l'immaginario collettivo va tutto sulle trincee, per tutti ormai, no? E invece no. Non è stata una guerra, diciamo, è stata una guerra in mare, in marina, ma non con le navi, non tanto con le navi, perché noi avevamo ben poco, eravamo in mano dell'Austria. Quindi questo è quel cacciatorpediniere che ho detto prima, che diventa bottino di guerra, passa davanti a Venezia subito dopo la guerra, che era il nonno di questo signore che l'ho detto prima. C'erano 12.000 mine solo qui, c'erano 12.000 mine. Era tutto un campo minato per impedire, fino giù in fondo, per impedire. Questi sono i nostri protagonisti, l'ammiraglio Rever, Luigi Rizzo, il nostro comandante dei MAS. Questi sono i MAS che andavano a fare le incursioni a Pola, a Fiume per esempio, la beffa di Bucari, eccola qua. Questo è il documento che ha scritto il nostro poeta D'Annunzio, che sono andati dentro lì, hanno lanciato i due siluri nel porto di Bucari, che è un'insenatura a Fiume. Nel porto di Bucari hanno lanciato i due siluri, uno finito nella rete e uno non è esploso. Diciamo che la missione era fallimentare, ma l'impatto morale che ha avuto è stato una cosa. I tedeschi, gli austriaci hanno detto come sono venuti, perché lui scrive: siamo venuti dove voi covate, c'è scritto qui. Ecco, queste sono le battaglie. Siccome i MAS non potevano arrivare, partivano da Venezia, non potevano arrivare fino là, arrivavano fino da noi, venivano rimorchiate con le torpediniere, venivano rimorchiati. Poi si sono rifocillati e caricati di benzina qui davanti al delta, proprio nel delta del Po e Faro di Pira. Dopodiché passano di qua, perché qui c'è tutto minato qui. Questo è il corridoio, vengono abbandonati qui. Ecco che da qui arrivare là e tornare indietro ce la fanno tutta notte, perché questi MAS avevano 3.500 cavalli di potenza, tutti a benzina, quindi la barca era piena di benzina, però non ce la faceva partire da Venezia arrivare. Ecco perché rimorchiati e recuperati qui. Quindi c'è stata la battaglia anche qui. Quei forti che abbiamo visto prima sono forti che hanno partecipato a difendere queste operazioni.
Quindi anche se non hanno fatto grandi battaglie, però erano di copertura per queste. Ecco che la prima guerra mondiale c'è stata anche qui da noi. Giustamente lei mi aveva detto terra giovane, terra senza storia. Se osserviamo questo pannello che ho raggruppato tutte le fortificazioni, sono 38 punti di fortificazione che vanno dal 1600 fino alla prima guerra mondiale, perché la seconda guerra mondiale non è ancora trattata. E quindi terra giovane, terra senza storia, io ho cercato di dimostrare il contrario. Allora Luciano, innanzitutto complimenti, uno studio perfetto, una descrizione perfetta, lei è entusiasta, ci ha promesso che poi affronterà anche la seconda guerra mondiale, Certo. però ci ha fatto una promessa, visto che siamo in celebrazione del taglio di Porto Nero, Sì. che si dedicherà anche a scoprire un pochino. Andiamo un po' fuori dalle regole, diciamo, Bravo. dai canoni che tutti hanno scritto, io vado un po' fuori, mi piace andare. È un impegno, qua che dietro di noi, fuori Sì. onda, c'è l'assessore Veronica Sì, sì. Pasetto e Sì, tanti altri, quindi sappiamo che è un impegno che si prende. Complimenti ancora, è stato affascinante, spero che tutti quelli che guardano. Aggiungo che per la seconda guerra mondiale, per chi ha seguito la stampa, ho scoperto il radar a Rosolina, il radar tedesco della seconda guerra mondiale a Rosolina. Quindi Facciamo avete una vista citazione, siccome l'ha spiegato, Sì, ne ci sto parlerà. lavorando. A Rosolina lo chiamavano Epgnaton, praticamente era un radar gigantesco di 6 metri di diametro, ma questo è un'altra storia. È un'altra storia. Grazie ancora.